Presidente Serracchiani, una giornata importante oggi in Piazza Unità d'Italia per ricordare e per tramandare. Abbiamo deciso tanto tempo fa di ricordare per il centenario della Prima Guerra Mondiale proprio le persone che hanno perso la vita, spesso molto giovani, da tutte le parti d'Italia. Nel caso di Trieste, di queste terre, erano anche su fronti diverse. Lo abbiamo fatto consegnando una medaglia, e questa medaglia credo che sia forse il ricordo migliore che possiamo lasciare a quelle famiglie che, ahimè, spesso non hanno avuto neanche la possibilità di salutare o ricordare i loro morti. Quindi credo che sia stato davvero un evento che è stato apprezzato da tutti. Sono tante le persone da ringraziare e credo davvero che il lavoro che sia stato fatto in questo momento, in questo periodo, sia un lavoro estremamente significativo e anche importante, non solo per ricordare ma per lasciare qualcosa di concreto a queste famiglie. Un impegno che proseguirà anche nei prossimi anni, questo della Regione Friuli Venezia Giulia? Sì, per il centenario gli eventi sono previsti fino al 2018, compreso evidentemente l'evento dell'Albo d'Oro. È un'iniziativa che è stata molto apprezzata e che quindi continueremo a portare avanti. Verranno ora resi gli onori ai caduti con la deposizione in mare di 2 corone di alloro